La città di Favara ricorda una delle più grandi tragedie minerarie della storia, il disastro di Marcinelle in Belgio. L'iniziativa è della Fondazione Italiani in Europa, presieduta dal favarese Giuseppe Arnone. La tragedia di Marcinelle si verificò nella mattinata dell'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois de Cazières di Marcinelle in Belgio. Un incendio causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica si sviluppò inizialmente nel condotto d'entrata dell'area principale. Riempì di fumo tutto l'impianto sotterraneo. Morirono 262 minatori per le ustioni, il fumo e i gas tossici. 136 erano italiani, di cui 5 siciliani, gli agrigentini Carmelo Baio e Calogero Reale, nativi di Montaperto, Sebastiano Campisi di Augusta, Salvatore Piluso di Caltagirone e Gaetano Indorato di Sommatino. La giornata dell'8 agosto, triste anniversario della tragedia di Marcinelle, nel 2001 è stata dichiarata come Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel mondo. Un evento importante perché ricorda la storia da dove veniamo. Da dove viene questa città di Favara, che è un paese di minatori, un paese di miniere, di zolfo, che ha dato, oltre al sacrificio dei morti in loco, le braccia operative per andare a lavorare all'estero, per l'accordo che si fece tra il Belgio e l'Italia, braccia contro carbone. È l'esempio virtuoso di tanti giovani che morirono e oggi noi li vogliamo ricordare perché il loro ricordo ci fa stare non tranquilli con la nostra coscienza, ma ci fa conoscere e trasmettere alle nuove generazioni il valore del sacrificio del lavoro come elemento principale dell'uomo e dei suoi valori. Certamente è una grande emozione per noi siciliani e particolarmente nella provincia di Agrigento ricordare questa tragedia, perché ieri emigravamo, ancora oggi emigriamo e ci sono ancora oggi purtroppo tante morti sul lavoro. Questa è una giornata importante perché è l'emblema del sacrificio degli italiani in Europa e direi nel mondo, che con il loro sacrificio hanno contribuito a fare grande l'Europa, perché l'Europa comincia proprio con la tragedia di Marcinelle. Le immagini le abbiamo vive e presenti tutti e ancora noi emigriamo e riceviamo l'emigrazione da altri paesi, dai paesi del Nord Africa. Ricordare il momento di questo sacrificio è importante perché non dobbiamo dimenticare che la nostra storia è fatta di migrazione, di sacrificio, di lotte e tuttora nel mondo purtroppo esistono miniere estrattive dove vengono tirati fuori materiali, metalli che poi servono per costruire i telefoni, i chip, i semiconduttori, le batterie elettriche e così via. Quindi non si ferma purtroppo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e allora dobbiamo tutti assieme far sì che ci sia un lavoro onesto, dignitoso e che questo lavoro come diritto rispetti anche il diritto alla vita. Io ritengo che sia giusto per i nostri minatori e gli altri minatori di andare anche a Marcinelle a fare una visita nel museo che hanno a Marcinelle. Quello che non abbiamo realizzato a Favara per colpa di chi non si sa, ma non l'abbiamo ancora realizzato, ma potrebbe essere un progetto da mandare avanti.